tutti voi e ben ritrovati su Telefriuli. Questa è la prima tappa di un viaggio che ci porterà diretti al grande evento che caratterizzerà il mese di gennaio dal punto di vista sportivo, ma non solo, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, vale a dire il Festival Olimpico della Gioventù Europea. EIOF 2023 sarà ospitato appunto dalla nostra regione con una formula itinerante riassunta sotto lo slogan One Region, One Festival, perché saranno tante le località di gara che ospiteranno gli atleti da 47 paesi europei. Ci troviamo a Sappada, da qui comincia il nostro viaggio, da una delle località più note della nostra regione dal punto di vista turistico, da uno dei poli invernali più attivi, da quella che è una località che ha sfornato grandi campioni, in particolare per quanto riguarda lo sci da fondo, ed è proprio il cross country la disciplina che sarà qui ospitata. Tra sport e attrazioni turistiche vi portiamo in questo viaggio a Sappada insieme a noi. Siamo in compagnia di Silvio Fauner, chiaramente anche con il suo curriculum non poteva che essere lui il referente dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il cross country, quindi le gare che si svolgeranno qui a Sappada, in una pista che aspetta ancora la neve, che aspetta la neve abbondante, diciamo, che aspetta le ultime rifiniture. Intanto ogni giorno qui ci sarà lo spettacolo delle gare, primi 2 giorni di allenamento e poi con gli allenamenti, appunto con le prove, poi si parte. Che tipo di gare si disputeranno qua? Allora, qui cominceremo con le prime gare il 23 di gennaio e dal 23 avremo ogni giorno una gara diversa fino al 27, giornata di conclusione con le staffette miste. Avremo poi una gara sprint in tecnica classica uomini e donne, una gara in tecnica classica a cronometro uomini e donne, una gara tecnica libera uomini e donne, quindi 5 giorni, 4 competizioni e 5 giorni di gare. Ci racconti questa pista che è stata anche implementata dal punto di vista strutturale proprio in vista di EIOF? Sì, è stata implementata già lo scorso anno, abbiamo fatto dei miglioramenti, abbiamo praticamente capovolto completamente la pista, che è quella conosciuta fino a 2 anni fa, quella che negli anni ha ospitato campionati italiani, ha ospitato 2 gare di Coppa del Mondo, l'abbiamo quasi capovolta al 90%, grazie anche al sostegno del comitato organizzatore, quindi di conseguenza della regione. Avremo, che sta per essere ultimato, lo stabile del centro del fondo, che accoglierà tutta la sala stampa, tutte le varie riunioni giuria, tutta la parte di cronometraggio. Una pista che, come ho detto, completamente diversa, completamente nuova, che rispecchia tutti quanti i parametri, non solo per gli EIOF, ma anche in vista di gare più importanti, dove dal prossimo anno cominceremo insieme alla regione, insieme al comitato fisi regionale, insieme alla federazione nazionale, cominceremo a ragionare per cercare di riportare a Sappada una gara di altissimo livello, come lo era in passato. Quindi questi lavori sia dalla pista che dallo stabile non saranno solamente fini a EIOF, ma saranno un punto e devono essere un punto fisso per eventi di altissimo livello anche in futuro. Abbiamo già inoltrato la candidatura per i campionati mondiali master per il 2026 e avremo poi a prima settimana di febbraio una rappresentanza del comitato della federazione internazionale che farà il suo primo sopralluogo per vedere se Sappada può essere una delle località che nel 2026 potrà ospitare questo importante evento che, come EIOF, sono sì eventi sportivi che però hanno un forte appeal turistico, perché per quanto riguarda EIOF parliamo di
10 giorni di evento tra gare, tra giornate di allenamento, 10 giorni di evento dove tutti gli alberghi e tutte le strutture ricettive sono complete. Parliamo di mondiali master dove tra atleti e accompagnatori parliamo di circa 2000 persone, anche qui per 10 giorni, quindi eventi sportivi che, passatemi il termine, vengono usati al fine turistico. La località sta rispondendo molto, molto bene, sia dal punto di vista di strutture ricettive che cercano di fare il massimo per dare l'accoglienza migliore a questi ragazzi, e anche poi per quanto riguarda tutta la comunità. Abbiamo in tempo zero abbiamo recuperato più di 80 volontari dalle varie associazioni, a pensionati, a semplici appassionati, che si sono resi subito disponibili per collaborare, per fare in modo che questo evento riesca nel migliore dei modi. Festival Olimpico della Gioventù Europea che oltretutto dal punto di vista temporale, proprio arrivando prima di Milano Cortina 2026, avrà un valore assoluto anche dal punto di vista agonistico. Insomma, questi ragazzi saranno i campioni del futuro. Allora, questo sicuramente sì, e questi ragazzi, guardando anche quello che è stato lo storico negli anni passati, è diciamo, il primo palcoscenico, il primo vero palcoscenico internazionale dove questi ragazzi possono mettersi in mostra, e molto spesso tanti di questi ragazzi poi li troviamo nei gradini più alti del podio, anche in gare di Coppa del Mondo. Con la speranza che da qui a Milano Cortina gli anni non sono tantissimi, però sicuramente potrebbe esserci qualche atleta che già brucia le tappe e potremo vedere via alle prossime Olimpiadi. E allora buon lavoro in attesa di EIOF, e ci rivedremo insomma per raccontare delle emozioni di quelle giornate di gara. Assolutamente, grazie a voi e mi raccomando, venite a seguirci e venite a tifare. Non si può non parlare della SD Camosci Sappada quando si è a Sappada, perché tante generazioni ha allevato, tanti campioni ha sfornato. Per lo sci da fondo forse non è un momento facilissimo, ma a maggior ragione quello che fate è un lavoro molto importante. Lei è presidente da 2 anni. Parto dal presente, insomma, che valore ha ospitare EIOF? Lo aspettate anche per dare nuovo vigore? Da vigore, poi dopo almeno i giovani che abbiamo qua e non giovani verranno a vedere questo evento e speriamo che vengano motivati per entrare a far parte di questo circuito. Adesso la storia la sappiamo già, abbiamo tantissimi campioni, abbiamo sfornato tanti campioni, speriamo di sfornarne ancora campioni, perché diciamo la società è quello che pensa di fare prima cosa, di dare la possibilità a tutti di sciare, e poi se venga quel campione ben venga. Ovviamente è importante che facciano sport e noi riusciamo a portare, abbiamo quasi 80 ragazzini, ragazzini e ragazze che fanno lo sport e fanno anche il biathlon, abbiamo quello e diciamo adesso stiamo in un momento qua di lavori ancora per la pista, perché non siamo pronti, perché non ha nevicato, i canoni non siamo riusciti a fare la pista bella. Abbiamo da cima fino qui allo stadio una pista favolosa, bellissima, e viene tanta gente di tutte le regioni a sciare a Sappada, perché a parte diciamo le montagne belle abbiamo anche una bella pista con manutenzioni fatte ogni giorno. E infatti, perché lo diceva appunto, c'è il lavoro che viene fatto sulle giovani generazioni, un'ottantina quindi fra fondo e biathlon, un lavoro che viene fatto poi anche dal punto di vista organizzativo. Parto da quello sportivo, ovviamente è importante anche avere uno staff di tecnici, di allenatori importante, ecco, da offrire a questi ragazzi. Abbiamo uno staff veramente di
allenatori veramente validi, tecnicamente e anche diciamo moralmente, perché i ragazzi bisogna stargli dietro anche come diciamo così papà, diciamo, facciamo i papà, diciamo, quindi non è solamente la tecnica ma è tanto anche la psicologia di stare dietro ai ragazzini per portarli a un buon livello e a una buona educazione. Che è importante. Lei da quanti anni gravita? Da una vita che gravita in questo ambito? Ah, no. Adesso io sono partito da ragazzino, facevo fondo anch'io, poi ho fatto poliscesa, poi sono stato sempre all'estero, sono ritornato, mi sono tornato nel campo a dare una mano perché mi sentivo ancora in forza di dare una mano a questa società e diciamo a tutta la società. Ecco. E a proposito di dare una mano, per EIOF ovviamente la SD Camosci Sappada avrà un ruolo importante anche dal punto di vista organizzativo, come dicevamo prima. Di che cosa vi occuperete? Quali sono le cose principali che farete? Allora, noi abbiamo preso quei tecnici ovviamente, abbiamo trovato dei volontari perché serviranno tantissimi volontari per darci una mano a organizzare questo evento importante e in più anche la segreteria, che anche là sì, è un bel po' di lavoro. L'anno scorso abbiamo avuto l'Opa Cup che ci ha diciamo così fatto un po' di tirocinio abbiamo fatto e quest'anno io penso che siamo pronti per fare questo evento e dobbiamo farlo veramente bene. Sempre un passo in più anche verso futuri eventi, questo insomma è un'ambizione che ha Sappada chiaramente, e poi i vostri ragazzi saranno qui ad assistere a queste gare, invitiamo tutti ad assistere perché è spettacolare essere qui a vedere anche le gare dello sci da fondo. Io spero che venga tanta gente a vedere e soprattutto anche i nostri atleti perché così vedono cos'è la fatica internazionale di questa gente che si dà da fare, come funziona e speriamo che le scuole ci lasciano anche un po' di campo libero per poter portare i ragazzi qua perché abbiamo anche la scuola quel periodo lì quindi non sarà tanto facile, però speriamo di portare tanta gente a vedere ecco, questo evento importantissimo che ci è capitato. Buon lavoro allora. Grazie mille, arrivederci. E l'attesa per EIOF a Sappada è iniziata ufficialmente qualche giorno fa, il 27 dicembre dello scorso anno, quando proprio è arrivato il simbolo, la torcia olimpica fiaccola che è stata portata in ultima frazione, diciamo così, dall'ultimo tedoforo. Non poteva che essere lui, l'atleta che è qui al mio fianco, Mattia Pillerofer. Lui perché? Perché nel suo palmarès c'è una medaglia proprio a EIOF nel biathlon a Vuokotti in Finlandia nell'ultima edizione che si è disputata appunto prima di arrivare qui in Friuli Venezia Giulia. Intanto sicuramente l'emozione di portare la fiamma del Festival Olimpico della Gioventù Europea, ma con te voglio sapere com'è questo EIOF vissuto appunto dal di dentro e l'attesa per viverlo qui in Friuli. Ma diciamo che è un'esperienza bellissima perché comunque da giovane fare un'esperienza all'estero è sempre un'emozione, comunque perché porti in alto anche i colori dell'Italia e del paese di Sappada e quindi è sempre un'emozione grandissima. Te l'aspettavi? Cioè era qualcosa che avevi messo nel mirino e riavvolgendo appunto il nastro dei ricordi come è stato conquistare quella medaglia? Non me l'aspettavo, avevo degli obiettivi precisi perché comunque erano le mie prime gare internazionali, quindi non mi aspettavo niente, però comunque un qualcosa dentro di me me lo sentivo e quindi ho fatto quello che dovevo fare, alla fine è arrivata la medaglia. E adesso cosa ci aspettiamo? Cioè l'atmosfera di EIOF, che cos'è e cosa porterà a Sappada? Diciamo che è un'atmosfera bellissima soprattutto nei nostri territori, che la bellezza dei nostri territori porterà un'atmosfera molto particolare che secondo me piacerà a tutti, non solo agli organizzatori ma anche agli atleti e secondo me ci aspettiamo delle bellissime gare, una bellissima manifestazione. Senti, qui a Sappada è naturale mettere gli sci ai piedi fin da piccolini, per te come è cominciato tutto? Io ho cominciato già da piccolo a mettere gli sci da fondo ai piedi, comunque perché mio nonno e mio papà facevano già questo sport ed è stato amore a prima vista e poi
successivamente con lo sparo, sì, è sempre un'emozione e una passione in primis. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi dal punto di vista agonistico? Diciamo che quest'anno l'obiettivo più grande è qualificarsi per i mondiali in Kazakistan, e spero di essere qua a dare una mano, comunque un contributo. Vediamo un po' quali sono gli impegni. Allora, in bocca al lupo, e se vuoi fare tu in bocca al lupo allora a tutti i ragazzi che arriveranno qua a giocarsi le gare dello sci di fondo in questa magnifica arena Sappada. In bocca al lupo ai ragazzi, sono comunque giovani e promettenti, e spero che facciate vedere il vostro potenziale. Siamo spostati all'interno dell'ufficio del consorzio turistico Sappada Dolomiti. La responsabile del booking è Marianna Sartor. Perché conosciamo lei? Per un'infinità di motivi, perché è un'ex atleta, perché è una sappadina doc, perché nel DNA c'è un importante allenatore. Suo nonno ha allenato i più grandi campioni che ha sfornato Sappada dal punto di vista dello sci di fondo, ma anche perché sarà una volontaria. In particolare parto da questo, anche se poi parleremo ovviamente anche di tutto il resto. Di che cosa ti occuperai? E mi occuperò della parte di catering che ci sarà per i volontari. E allora, intanto ti chiedo, hai risposto subito presente, così come sei abituata a fare per la tua Sappada, e come aspetti EIOF? Ecco, diciamo che è un onore per noi ospitare un evento del genere, soprattutto perché Sappada è terra di campioni, quindi per noi è bellissimo ospitare un evento così. E sarebbe un peccato, ecco, non partecipare anche come volontaria. Ho dimenticato una cosa, anche allenatrice. Noi abbiamo già conosciuto prima il presidente dell'SD Camosci Sappada, anche all'interno, insomma, di questa società tu hai un ruolo con i più piccoli? Sì, alleno la categoria cuccioli della società dei Camosci di Sappada, e per me anche questo è un onore, ecco, per far crescere magari qualche piccolo atleta. Incarni appunto le due anime, perché EIOF sarà molto importante, penso che la vivrai così, sia appunto per chi ama lo sport e potrà vedere appunto i migliori giovani da 47 paesi europei, atleti dai 14 ai 18 anni, lo ricordiamo, impegnati nelle diverse discipline, qui per quanto riguarda lo sci da fondo, ma anche appunto l'aspetto turistico e quindi la promozione. Che cosa li conquisterà secondo te di Sappada? Cioè, ti faccio una domanda personale, perché vedo insomma che questo lavoro lo vivi anche proprio con la voglia di raccontare Sappada. E che cos'è? Sì, sicuramente oltre a quello che è lo sport, no, potranno gustare quello che è Sappada, quindi dal cibo, semplicemente anche il nostro panorama e anche la gente, che si contraddistingue sempre da tutti, ecco. Quindi secondo te insomma vivranno un'avventura speciale qui a Sappada, questi 400 ragazzi che saranno appunto impegnati qui nelle gare. Tu quella pista la conosci molto bene, penso, no? Come ce la racconti? Anche per chi vuole venire qui a godersela da amatore o insomma anche da sciatore provetto, ma non professionista. Certo, sicuramente è una pista agonistica, ma abbiamo anche il campetto scuola sci e quindi anche parti di pista adatte a tutti. Sappada appunto è per tutti. Da giovane, com'è vivere a Sappada e anche tra i tuoi coetanei, insomma, c'è un legame, anche questo mettersi a disposizione, insomma, è una comunità dove è ancora forte questo legame, questa voglia di partecipare agli eventi, di essere a disposizione per la vita associativa. Sì, certo, secondo me è importante, soprattutto anche per noi giovani, mettersi in gioco, quindi avere il piacere di ospitare eventi, tra l'altro così grandi, ecco. Quella che vedete è sempre Sappada, che non ha certo bisogno di presentazioni dal punto di vista turistico, però sicuramente è una Sappada che ha tanti volti. Monica Bertarelli, dal punto di vista appunto dell'accoglienza, ben trovata intanto. Grazie, e grazie per raccontarci qualcosa di più su come Sappada aspetta EIOF. Che volto vuole mostrare Sappada dal 21 al 28 gennaio?
Innanzitutto hai detto bene, nel senso che ha molti volti e soprattutto ha saputo valorizzarli tutti col tempo. Ha saputo anche plasmarsi in base alle esigenze del turista, perché come sappiamo nell'arco in particolare degli ultimi anni è cambiato il mondo il modo di chiedere la forma, i prodotti turistici e logicamente anche quello di proporli e di offrirli. È una località che è nata con una forte vocazione verso le famiglie, quindi lo testimoniano anche gli impianti, la nostra pista per i principianti dello sci alpino, i famosi campetti. Chi tra gli abitanti della nostra regione ma anche del Veneto non ha imparato a sciare a Sappada? Ha preservato questa sua vocazione anche amplificandola, se vogliamo ottimizzandola. Abbiamo, vedete alle nostre spalle, il parco divertimenti sulla neve, Nevelandia, poi una serie di attività che vengono proposte durante l'anno sia in inverno e poi in estate, logicamente in base alla stagione, rivolte squisitamente ai bambini. L'approccio all'arrampicata, se pensiamo alla palestra che è stata realizzata vicino al campo sportivo, le nostre pareti di ghiaccio che sono accessibili anche più piccoli, accompagnate da una guida turistica, una guida alpina e quindi abbiamo conservato questo aspetto, questo volto di cui parlavi tu di Sappada, e poi se ne sono aggiunti altri, per esempio quelli rivolti alle coppie o anche a chi ama fare turismo, a esplorare la località da solo, e quindi siamo ricorsi a tutte le nostre conoscenze storiche della località, che sono parecchie peraltro, no? Perché è ultra centenaria la storia di Sappada, anzi quasi millenaria, e quindi grazie agli storici, grazie a chi si è dedicato a questo grande lavoro di ricerca, abbiamo dato evidenza a questa caratteristica di Sappada ed è molto ricercata, quindi ci sono coppie in particolare che vengono a godersi il nostro territorio non praticando attività sportive in entrambe le stagioni. Diamo la possibilità, accompagnati da una guida del posto, di capire appunto su cosa si basano le tradizioni, la cultura, la storia anche gastronomica della nostra località, ed è una totale scoperta per molti dei nostri ospiti che vengono da tanti anni a Sappada, quindi poter concedersi una visita diversa dal solito della nostra bellissima località. Poi non dimentichiamo che Sappada vanta dei primati, è stata la prima località in Italia a ottenere il riconoscimento europeo di comunità sostenibile, una certificazione che arriva dall'Università di Padova e che si accosta anche alla bandiera arancione, che quindi attesta il valore ambientalistico della nostra località. Sono tutte certificazioni che ci insegnano innanzitutto a investire maggiormente in questi aspetti, perché ci hanno fatto capire che negli anni sono caratteristiche che questo nuova forma di turismo cerca, e quindi perché non implementarla? Per esempio l'assessorato al turismo ha avviato non più tardi di 2 anni fa un progetto verso il plastic free, sensibilizzando in primis le persone che vivono a Sappada, che sono diventate protagoniste di questo progetto, e poi coinvolgendo anche gli ospiti e anche loro facendo sì che diventino attori proattivi di questo progetto appunto di miglioramento della nostra località. Accanto a tutto questo poi sono state realizzate anche delle infrastrutture, pensiamo anche al Parco degli Gnomi rivolto ai bambini, pensiamo all'area attrezzata al Parco delle Cascatelle, chiamiamolo così, la zona delle Cascatelle, quindi valorizzando tutto quello che la natura offre e che i sappadini, questo va detto, sono stati bravi a preservare negli anni. Sappada vive di turismo, però è riuscita a mantenere un equilibrio che spesso in altre località è precario e anzi è stato poi dopo distrutto, tra l'autenticità del prodotto offerto e l'innovazione. Un equilibrio, ripeto, difficile da mantenere, che però è stato vitale e fondamentale per preservare le bellezze e le caratteristiche della località. Questo grazie anche all'attaccamento all'identità sappadina, quindi anche i nostri ospiti degli EIOF, sebbene giovani e sebbene impegnati sul fronte sportivo, sono convinta che riusciranno a portare a casa un assaggio della nostra identità, a trasmettere poi ai familiari che anche la volontà degli EIOF, perché la Regione ha investito tanto in questo evento, perché poi possa fungere da volano e questi giovani atleti che un domani avranno una famiglia poi possano tornare nelle nostre località per godersi anche solo le vacanze. E quindi dicevo che è tutto volto proprio a far sì che i nostri ospiti si portino sempre a casa un assaggio delle nostre tradizioni e della nostra cultura. Io dico nostra impropriamente perché non sono di qua, mi sono acclimatata, però è stata una grande scoperta per me ed è stato un valore aggiunto
per me nel modo di apprezzare Sappada e lo è sicuramente per tutti i nostri ospiti di tutte le età. Nei giorni di EIOF chiaramente tutto full, perché comunque dal punto di vista turistico ovviamente anche l'accoglienza sarà mirata agli atleti, alle delegazioni. Ciò non toglie che in giornata comunque, accanto al fatto di poter vedere le gare, che saranno comunque un'attrazione dal punto di vista lì, si potranno fare tante altre cose, quelle che c'è raccontato. Sicuro, sicuro. Poi in quel periodo avremo anche, perché sono nostri ospiti ormai da anni, gli studenti dell'Università dello Sport di Zagabria, quindi veramente ci sarà una concentrazione di giovani a Sappada straordinaria, che è, come dicevo prima, un po' la garanzia del nostro futuro turistico, perché sono loro poi vocati a essere i nostri ospiti con le loro famiglie nei prossimi anni, e se vorranno potranno scegliere di praticare lo sport, se no potranno decidere di vivere la nostra località in modo, chiamiamolo, alternativo, che poi tanto alternativo non è, perché abbiamo visto anche nel periodo del Covid come, pur non funzionando gli impianti, il turismo a Sappada è stato importante, quindi flussi turistici e le presenze di ospiti che hanno deciso di viverla non praticando necessariamente gli sport, ma nella sua essenza, come ho detto prima, fatta di tante componenti, alle quali si è aggiunta negli ultimi anni una straordinaria, che è quella della gastronomia. Questo grazie ai nostri operatori, che sono stati lungimiranti, sono tuttora attenti e quindi hanno puntato sulla qualità. Ovunque a Sappada si mangia bene. Oltre EIOF, in EIOF i tanti volti di Sappada ve li abbiamo raccontati oggi, non ci resta altro che lasciarvela godere. Grazie ancora a Monica Bertarelli e noi ci rivediamo in uno dei prossimi appuntamenti alla scoperta del venue di gara, delle località di gara della nostra regione. One Region, One Festival.